Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Piromani in azione nel catanese, paura a San Gregorio dove le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni, interventi dei vigili del fuoco in tutto l'Interland etneo. Salgono le temperature in Sicilia, da domani caldo, da bollino rosso a Palermo, allerta arancione a Catania e Messina. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Nella comunità di Sant'Egidio a Catania abbiamo raccolto la testimonianza di Mohamed, fuggito anni fa dalla Sierra Leone e picchiato dai trafficanti di uomini. Interrogato dai PM a Palermo i due medici del Trapanese che hanno avuto in cura Matteo Messina Denaro, ai giudici hanno ribadito di non averlo riconosciuto se non dopo la sua cattura. Fine settimana in Sicilia, urne aperte per i ballottaggi. A Caltanissette e Gela le partite politiche più significative. Dal 4 luglio parata di star della musica per il Catania Summer Fest, presentato il cartellone in municipio, tra i protagonisti il Volo, Annalisa, Benditti e De Gregori. Calcio siciliane pronte per la campagna acquisti d'estate, Prestia, Adamo e Donnarumma accostati ai rossazzurri, il Trapani lavora alla conferma di Torrisi in panchina. Ancora buonasera, paura a San Gregorio in provincia di Catania dove è scoppiato un vasto incendio all'interno di un terreno incolto, le fiamme si sono propagate, hanno minacciato diverse abitazioni e hanno lambito il viale Mediterraneo sulla A18, il servizio di Emanuela Corsi. Con l'arrivo del grande caldo, i piromani tornano in azione. Momenti di paura sulla collina di San Gregorio di Catania, dove un vasto incendio è scoppiato vicino ad alcune abitazioni. Le fiamme sono divampate in via Antonello da Messina, all'interno di un terreno privato in stato di abbandono, a ridosso di una casa in costruzione. Era passato da poco mezzogiorno quando alcuni testimoni che si trovavano nel cantiere hanno visto una panda rossa giungere sul posto e fuggire subito dopo che è stato appiccato il rogo. Le fiamme, come dicevamo, hanno lambito alcune villette. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo un grandissimo spavento. Poi ci sono persone che abitano qui da prima di me, da 30 anni, che abitano qui, una cosa del genere non si era mai verificata. E a causa di questi pazzi piromani, oggi ce la siamo visti brutta. Speriamo che non succeda più. I residenti hanno cercato di domare il fuoco con secchi pieni d'acqua e con delle cordine, come vediamo in queste immagini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania e due squadre provenienti da Acireale e Maletto. All'interno dell'area erano presenti rifiuti di vario genere che, prendendo fuoco, hanno formato una grossa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse parti della città e dall'autostrada A18. Rallentamenti si sono verificati alla circolazione sul viale Mediterraneo, dove le fiamme si sono propagate fino al ciglio dell'arteria stradale. Paura anche nell'Ennese, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in contrada Solazzo, nel territorio di Piazza Armerina. Sul posto, vigili del fuoco e un elicottero della Forestale. E certamente il caldo favorisce anche queste azioni dei piromani, infatti salgono le temperature in Sicilia, domani caldo da bollino rosso a Palermo, mentre sarà allerta arancione a Catania e Messina. Francesco Triolo. Si intensifica la prima ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Se oggi Perugia è l'unica città da bollino rosso nel bollettino del Ministero della Salute, domani passano ad 8 i capoluoghi con il livello massimo di allerta per gli effetti del caldo. Insomma, non si ferma l'azione dell'anticiclone Minosse. Continuano infatti a salire le temperature, soprattutto in Sicilia, e per la giornata di domani, l'inizio dell'estate come da calendario, è atteso il picco. La città dove si soffrirà di più è Palermo. La Protezione Civile regionale infatti ha pubblicato un avviso prevedendo per il capoluogo la temperatura massima percepita di 37 gradi con un livello di allerta 3, colore rosso. Bollino arancione, livello 2 invece a Catania e Messina, con temperature percepite anche qui che viaggiano sui 37 gradi e più. Solo nella giornata di sabato le temperature dovrebbero abbassarsi e a Catania dovrebbe permanere soltanto a Catania il bollino arancione.
Poi nel weekend si dovrebbe tornare alla normalità in larga parte del paese, anche se la Sicilia dovrà attendere l'inizio della settimana prossima per un ritorno delle temperature nelle medie stagionali. L'anticiclone Minosse dovrebbe rimanere infatti ben saldo almeno fino a domenica 23. In questi giorni le massime potrebbero arrivare anche a superare i 40 gradi in alcune località. Poi allenterà leggermente la morsa con temperature che dovrebbero stabilizzarsi intorno ai 36 gradi. E la siccità mette in ginocchio gli allevatori siciliani che chiedono alla Regione i voucher per l'acquisto del fieno. Il servizio di Davide Sarda. La Sicilia è aspirante zona rossa per la siccità, come lo sono Marocco e Algeria. Ne ha appena invocato il riconoscimento il presidente Schifani per forza maggiore e circostanze eccezionali. La mancanza di piogge e la carenza di infrastrutture provocano lo sterminio di coltivazioni con raccolti azzerati e di animali da pascolo. E ad aggravare il disastro sono anche i ritardi della politica. Gli attesi voucher del fieno per gli acquisti del necessario alimento per il bestiame sono stati definiti dagli allevatori una presa in giro. Io mi metto nei panni dei colleghi delle zone interne della Sicilia, dove non hanno cosa dare né di mangiare agli animali e neanche acqua. Queste persone hanno investito fior, centinaia e centinaia di milioni, sacrifici, e ora vedono tutto perduto. E la politica ancora su queste tragedie cerca di specularci e di fare spot elettorali. Ed il Codacons Sicilia con i propri legali sta procedendo a diffidare tutti i sindaci dei comuni dell'isola, esortandoli ad emettere ordinanze urgenti per vietare l'uso dell'acqua potabile per riempire piscine e irrigare giardini. E sulla crisi di Agrigento è intervenuto il presidente della regione Renato Schifani, che ha annunciato un tavolo permanente per monitorare l'approvvigionamento idrico. Sentiamo. Ho voluto immediatamente creare questo tavolo per discutere con i responsabili dell'approvvigionamento idrico di Agrigento, scongiurare una emergenza che rischia di esplodere da un lato anche nel sistema della comunicazione, creando allarmismo nel mondo del turismo e la fuga di persone che hanno prenotato e non intendono confermare le loro prenotazioni. Lavoriamo assieme, quotidianamente questo tavolo si confronterà per individuare soluzioni immediate, concrete, per fare in modo che in questa città, ma devo dire anche il mio interesse si estende a tutta la regione, non manchi l'acqua. Adesso la cronaca giudiziaria, interrogati dai PM di Palermo, un chirurgo di Marsala e un gastroenterologo dell'ospedale di Mazara del Vallo. I due professionisti hanno visitato il boss Matteo Messina Denaro, ma lo hanno riconosciuto solo dopo la sua cattura. Servizio di Laura Spano. Depositante agli atti del processo innanzi al Tribunale di Marsala, che vede imputato il medico Alfonso Tumbarello, arrestato e poi finito a giudizio per concorso esterno in un'associazione mafiosa, i verbali degli interrogatori di due professionisti trapanesi, Francesco Bavetta, gastroenterologo e endoscopista di Marsala, e Giacomo Urso, chirurgo all'ospedale di Mazara del Vallo. I due medici, interrogati dai magistrati di Palermo che stanno tentando di ricostruire la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, catturato a gennaio del 2023 e morto a settembre di un anno fa, hanno dichiarato di averlo visitato, ma entrambi hanno sostenuto di avere saputo solo dopo il suo arresto che il paziente in realtà era Matteo Messina Denaro. A noi si è presentato come Andrea Bonafede, hanno detto Bavetta e Urso. I loro verbali ora sono stati depositati agli atti del processo che vede imputato un loro collega, Alfonso Tumbarello di Campobello di Mazara. Per mesi Tumbarello avrebbe scritto ricette e prescritto esame al latitante malato di cancro, sapendo esattamente, secondo i PM, chi fosse. La procura, che ha già individuato e fatto condannare una serie di complici del capomafia, ha accertato che Messina Denaro venne indirizzato e forse accompagnato di persona da Giovanni Luppino, l'imprenditore poi arrestato con il capomafia, da Bavetta per sottoporsi a una colonoscopia di urgenza il 5 novembre del 2020. A Luppino, che si è preso cura del padrino per anni portandolo anche a Palermo per la chemioterapia, è stato trovato un biglietto col nome di Bavetta, medico a cui l'autista del boss si era rivolto per sé già nel 2019. Lo stesso Messina Denaro ha confermato che fu Luppino a indicargli il nome del professionista.
La notte scorsa a Catania, durante un controllo in una sala giochi di via Stella Polare nel rione San Cristoforo, alcuni residenti, tra cui numerose donne, hanno accerchiato e spintonato e aggredito a calci e pugni alcuni agenti di polizia che volevano bloccare un uomo che tentava la fuga. Il bilancio è stato di 5 poliziotti feriti e medicati al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Per disperdere la folla sono dovuti intervenire i carabinieri e anche l'esercito. C'è anche il caro benzina delle ultime ore ad accogliere i turisti in arrivo in Sicilia, insieme agli altri aumenti dei prezzi, trasporti pubblici inadeguati, con un aumento negli ultimi 2 anni sul costo dei biglietti del 50%, dunque problemi sentiti pure alle Eolie. Da Salina ci racconta tutto Eva Spampinato. Quando i turisti sbarcano alle isole Eolie, come alle Egadi o alle Pelagie, travolti dalla meraviglia di questi luoghi, non possono immaginare il numero di corse omesse in bassa e media stagione, le carenze dei servizi a mezzonavi e quindi la precarietà che avvolge l'intero sistema dei collegamenti marittimi e che rappresenta un grosso vincolo allo sviluppo. Qui siamo a Salina e nonostante tutto la stagione turistica promette bene, come conferma il sindaco di Santa Marina, uno dei 3 comuni dell'isola. I numeri fanno ben sperare per confermare i numeri dello scorso anno. Fino a ottobre dovremmo essere pieni comunque a cavallo di quest'estate. I turisti ci sono, ma le criticità rimangono quelle di sempre. Abbiamo avuto in quest'ultimo anno diverse volte le navi ferme per motivazioni indipendenti dalla nostra volontà, ma come conseguenze di attività giudiziarie. Viviamo però su alcuni collegamenti un aumento che negli ultimi 2 anni ha sfiorato il 50% sui costi dei biglietti. Questo, se da un lato può penalizzare il turista, ovviamente penalizza anche i residenti nella misura in cui questi aumenti vengono applicati anche alle merci che vengono trasportate, per cui noi al dettaglio abbiamo un aumento diffuso sul territorio di materie prime e di servizi che ovviamente danneggiano sia gli abitanti dell'isola sia i nostri ospiti. Alla voce del sindaco Arabia si aggiunge quella del presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Cristian Del Bono. Nessuna risposta è arrivata dalla regione in merito alle nostre richieste su costi troppo elevati e trasporti precari. Ancora problemi per il mare di Sferracavallo a Palermo. L'ARPA ha rilevato la presenza di un'alga tossica, dunque vietati i bagni agli scivoli, tutto ok invece per gli altri litorali del capoluogo. Il servizio è di Marco Gullà. Doveva essere l'estate della ripresa per il mare di Sferracavallo a Palermo dopo la scorsa stagione tormentata dai divieti di balneazione a causa dei batteri fecali, ma per lo specchio d'acqua davanti agli scivoli si registra l'ennesima battuta d'arresto. Stavolta la colpa è dell'alga tossica. Nel primo monitoraggio effettuato dall'ARPA lo scorso 17 giugno è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis ovata, ovvero l'alga tossica. L'ARPA ci ha comunicato che le proprie rilevazioni hanno rilevato la presenza di alga tossica in località Sferracavallo davanti i famosi scivoli. Per precauzione abbiamo immediatamente messo un'ordinanza per mettere a tutela la salute pubblica. Vogliamo ricordare alla cittadinanza che l'alga tossica non ha nulla a che fare con le attività di bonifica che sono state portate avanti dall'amministrazione contro gli allacci abusivi, perché gli esami della scorsa settimana sulla qualità dell'acqua confermano la bontà dell'acqua e la permanenza di valori ottimali per la stagione estiva e per la balneabilità. I sintomi per chi venisse in contatto con l'alga tossica sono febbre alta, mal di gola, tosse, nausea, congiuntivite e lacrimazione, oltre al vomito e dermatite. Non è stato riscontrato alcun valore oltre il limite, invece, negli altri tratti di costa tra Palermo e la provincia in cui l'ARPA ha prelevato i campioni. Nella giornata mondiale del rifugiato, la comunità di Sant'Egidio chiede di non restare indifferenti davanti alle tragedie in mare e non solo. Noi abbiamo sentito Mohamed, fuggito dalla Sierra Leone, che ha raccontato che in Libia gli hanno pure spaccato le ossa perché non aveva i soldi per la traversata. Questa testimonianza l'ha raccolta da Tonino De Mana. In Libia non avevo i soldi per attraversare il mare con la barca, quindi ogni giorno ero in carcere, quindi mi hanno picchiato sempre e quindi mi hanno spezzato il polso e la gamba.
Le ossa rotte per arrivare in Europa. Il racconto di Mohamed, partito dalla Sierra Leone ed oggi integrato in Italia con un lavoro di cameriere a Catania, tiene viva ancora una speranza per chi affronta il Mediterraneo per scappare da guerre e carestie. Lavoro, pago le tasse, ho un contratto full time. Cosa fai? Faccio cameriere. C'è chi invece in Italia non arriva e trova la morte, triste epilogo dei cosiddetti viaggi della speranza, basti pensare a Lampedusa e Roccella Ionica. 800 vittime da gennaio ad oggi, 66.000 dal 1990, per poi raggiungere l'Europa e finire sui campi dove il caporalato uccide la dignità, per non parlare della piaga della prostituzione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la comunità di Sant'Egidio rompe silenzio e indifferenza. L'uomo in mare va salvato, ma soprattutto i tragici fatti che abbiamo visto al largo delle coste calabresi dimostrano che molti di quelli che fuggono avrebbero diritto a stare in Italia. Molti ad esempio erano siriani, che è una guerra dimenticata. Allora bisogna aumentare le vie d'accesso legali in Italia e favorire anche coloro che hanno diritto per evitare morti in mare e ricreare questa rete tra chi accoglie e chi è accolto. La Chiesa accoglie e raccoglie anche le paure di chi arriva in Italia e finisce nei posti sbagliati. E quella del caporalato, come anche altre esperienze, purtroppo sono delle piaghe esistenti. Ci sono anche altri tipi di sfruttamento, anche di carattere per esempio sessuale, quindi i giri di prostituzione che purtroppo si consumano davanti agli occhi delle persone, ma agli occhi di una società che sembra stare in silenzio. Parola d'ordine: accoglienza e integrazione. Solo così si potranno raccontare altre storie a lieto fine, come quella di Mohamed Kabba. Ad Aragona, un piccolo comune dell'Agrigio Entino, i netturbini che hanno lavorato per mesi senza stipendio hanno deciso di incrociare le braccia e chiedono che gli venga restituita la dignità e il servizio. Ci hanno fatto perdere la dignità, sai quando dici tu la dignità di avere la tua famiglia, la tua serenità, fai tanto per ottenere un posto, in regola, con tanti sacrifici, visto che si sa come funziona qua, e poi ti ritrovi disperato. Non ancora risolta l'avvertenza legata al mancato pagamento degli arretrati mensili. Al comune di Aragona ancora in sciopero gli operatori ecologici in servizio all'azienda SEA, Servizi Ecologici Ambientali di Agrigento. Rivendicano il pagamento di 4 mensilità. Noi lavoriamo per avere uno stipendio, per pagare le nostre cose, per viverci. Ma così non si può. Io ho 2 bimbi piccoli, come le devo mantenere questi bimbi piccoli? Io non so come fare. Qua uno viene a lavorare, si alza alle 4:30 di mattina, facciamo tanti sacrifici con il sole, con la pioggia, con l'alluvione, con l'allerta meteo, ma non siamo ripagati perché noi pretendiamo lo stipendio. Gli operatori ecologici non sono stati pagati dalla SEA perché il comune di Aragona, a sua volta, non ha ancora versato alla SEA le somme contrattualizzate. Domenica e lunedì si voterà per i ballottaggi in Sicilia, a Caltanissetta, e gela le partite politiche più interessanti. Ci racconta queste sfide Gerry Italia. Mancano pochissimi giorni al ballottaggio nei 2 comuni più grossi del Nisseno. Si voterà a Caltanissetta, dove 2 sfidanti saranno Walter Tesauro del centrodestra e Annalisa Petitto, ex Dem, in campo con un progetto civico, e a Gela, dove si contenderanno la fascia di Primo Cittadino, Grazia Cosentino a capo di una coalizione che ricomprende il centrodestra e i moderati, e Terenziano Di Stefano alla guida del fronte progressista. Nel capoluogo nisseno niente apparentamento per Walter Tesauro, nonostante gli incontri di questi giorni con il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino, che al primo turno ha incassato quasi il 28% delle preferenze. La squadra di Tesauro rimane quella presentata al primo turno. 4 nuovi ingressi invece per Annalisa Petitto, che tra gli assessori designati aggiunge Angelo Failla, che al primo turno era tra i candidati a sindaco. Giochi fatti anche a Gela, dove gli esponenti dei 2 poli contrapposti, Grazia Cosentino e Terenziano Di Stefano, hanno rimodulato le rispettive giunte. Le new entry nella coalizione di Grazia Cosentino sono la forzista Nadia Gnoffo, il democristiano Vincenzo Cascino e Daniele Scicolone. Assieme a Grazia Cosentino correrà senza apparentamento anche l'ex meloniano Totò Scerra, che forte delle quasi 9.000 preferenze ottenute alla prima tornata rientra alla casa madre del centrodestra. Sul fronte opposto Terenziano Di Stefano inserisce Viviana Altamore e Filippo Franzone, già candidato a sindaco al primo turno. Cambio della guardia in giunta invece per gli autonomisti, con Valeria Caci che subentra a Rosario Caci. Seggi aperti domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, a seguire lo spoglio che decreterà i 2 nuovi sindaci del Nisseno.
Adesso parliamo dell'autonomia differenziata approvata ieri in Parlamento, che non spacca solo il nord e il sud, la destra e la sinistra, ma anche i governatori del sud. Solo la Sicilia nel mezzogiorno approva una riforma considerata insomma, da tutti gli altri deleteria. Manlio Viola. L'autonomia differenziata è legge, ma invece di spaccare il nord dal sud spacca fra loro i governatori del mezzogiorno. È subito scontro fra Renato Schifani, che plaude alla riforma, e i governatori di Calabria, Campania e Puglia, che parlano invece di un'Italia a rischio, nella migliore delle ipotesi di provvedimento da migliorare, e temono che al trasferimento delle competenze non corrispondano risorse sufficienti. Un problema inesistente per la Sicilia, che come regione a statuto speciale gestisce già da decenni la maggior parte di quei servizi. Non si fidano le opposizioni, che preparano un referendum costituzionale per abrogare la legge appena approvata. Schifani non avrebbe dovuto avallare una simile riforma. Il Movimento 5 Stelle si opporrà con ogni sua forza in tutte le sedi. È il momento di scendere in piazza, di informare i cittadini e di richiedere un referendum per abrogare questa riforma che distrugge l'unità d'Italia. Difende la norma Carolina Varchi, esponente di punta di Fratelli d'Italia, che già ieri era intervenuta sottolineando come i dati mostrano che il sud cresca già più del nord. Nessun danno al sud, ma al contrario la possibilità di far partire chi è più indietro oggi in un mondo, in un'Italia in cui le regioni non riescono spesso a garantire lo stesso livello di servizi. Quindi basta col terrorismo psicologico della sinistra, con l'autonomia differenziata il sud avrà soltanto da guadagnare. Ma per capire davvero cosa accadrà bisognerà aspettare ancora mesi per vedere se sarà accettato il referendum abrogativo e, nel caso venisse respinto, per attendere i decreti attuativi e capire come verrà realmente applicata questa autonomia differenziata. E le più pesanti ripercussioni dell'autonomia differenziata in Sicilia, teme la CGIL, saranno sulla sanità. Per questo il sindacato è sceso in piazza a Palermo insieme con il Partito Democratico. Il servizio. Siciliani in piazza per difendere la sanità messe a rischio dalla lista di attesa, ma adesso anche dall'approvazione dell'autonomia differenziata. Bando ad ogni indugio a fianco della CGIL, il sindacato di sinistra che è sempre più lontano dagli altri e che ha organizzato la manifestazione. Scende in piazza anche il PD, condividendo i contenuti della protesta. I numeri sul fronte sanitario sono un vero bollettino di guerra, dicono i manifestanti. Lo Stato infatti si è appropriato di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro della Sicilia, mentre sono oltre 800.000 i siciliani che ogni anno decidono di non curarsi o di farlo altrove, e 30.000 le persone in attesa di un ricovero, oltre 55.000 che aspettano una visita diagnostica. Si aggiungono poi i timori derivanti dall'autonomia differenziata, che riguardano proprio la sanità, che rischia di diventare un sistema di assistenza a 2 velocità fra nord e sud, ancor più di quanto già non lo sia. Significa minore servizi, minore assistenza sanitaria, tutto questo non lo possiamo accettare. E la cosa più grave è che ciò sta avvenendo nel totale silenzio e nella totale complicità del Presidente della Regione. Tra le adesioni alla manifestazione anche quella di Federconsumatori Regionale e di Legambiente Sicilia. Adesso cambiamo argomento, passiamo alla musica e allo spettacolo. Presentato a Catania il Summer Fest, dal 4 luglio le stelle della musica italiana e internazionale in città per il cartellone, dicono gli organizzatori, più importante del meridione. Tra i protagonisti dell'estate catanese ci saranno i Pooh, Mahmood, Annalisa e tantissimi altri. Servizio di Desiree Ferlito. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Le grandi stelle della musica in città per un'estate esplosiva con Catania Summer Fest. Il capoluogo etneo diventa un palcoscenico importante, grandi nomi per il cartellone più prestigioso del meridione. Ciao ragazzi, io sono Ariete, ci vediamo a Villa Bellini il 27 luglio. Un bacione grande, non mancate. Ciao. Il mio cuore è con voi, ma il corpo sta qua. Un abbraccio forte a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao a tutti. Il programma degli eventi si svolgerà principalmente al Giardino Bellini, dove è stata allestita una grande arena con una capacità di oltre 5.000 posti a sedere, che sarà il cuore pulsante di Summerfest 2024. C'è tanto entusiasmo, c'è tanto desiderio di spingere il cuore oltre l'ostacolo, c'è tanto desiderio di dare risposte. Rispetto al passato sappiamo che la Villa Bellini verrà contingentata, per cui non ci saranno quelle presenze massicce che in passato creavano anche difficoltà su via Etnea per la formazione di file, perché l'85% di eventi sarà composti a sedere e quindi non ci sarà bisogno di recarsi con anticipo nel nostro giardino pubblico.
Il volo, Gigi D'Alessio, Annalisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, i Pooh sono solo alcuni degli artisti della musica che diventeranno protagonisti dell'estate a Catania. Oltre al Giardino Bellini, altri siti cittadini come Palazzo della Cultura, Galleria d'Arte Moderna e Castellursino, impreziosito dalla pedonalizzazione, saranno coinvolti nell'iniziativa, che prevede anche una prestigiosa kermesse di danza e una rassegna teatrale. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio, anzi il calciomercato. Bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calciomercato, pronto ad animare le prossime settimane di attività delle squadre siciliane. Qualche colpo è già in canna, altri arriveranno. Francesco Triolo. Il countdown adesso è per l'avvio del calciomercato, quello ufficiale, in cui potranno iniziare a vedersi i primi movimenti delle squadre siciliane e delle avversarie del girone C. Intanto per il Catania si apre un nuovo capitolo, quello targato Toscano e Faggiano. Il tecnico ha dato già alcune indicazioni al direttore sportivo sui nomi ed i profili tecnici utili al suo gioco e Faggiano farà di tutto per accontentarlo. Quel che trapela da Cesena, ultimo approdo dell'allenatore reggino, è che potrebbe non essere l'unico a compiere il tragitto verso Catania. 3 dei giocatori già con lui nella scorsa stagione, il centrale difensivo Giuseppe Prestia, gli esterni Emanuele Adamo e Daniele Donnarumma, potrebbero seguirlo. Il Catania inoltre sta cercando di chiudere anche per l'attaccante centrale Gabriele Artistico, nell'ultima stagione alla Virtus Francavilla, e poi occhio al mercato in uscita dove saranno diversi i giocatori ad andare via. A Messina invece la conferma di Modica è arrivata attraverso le parole del tecnico pronunciate ad un tavolino di un bar, ma ancora non è stato ufficializzato dalla società. Si naviga a vista con le voci che vorrebbero Saverio Provenzano, uomo in front come direttore generale. Come direttore sportivo i nomi sono diversi: Agatino Chiavaro, Umberto Calaiò e da ultimo Maurizio Pellegrino. A Trapani appare scontata la conferma di Alfio Torrisi in panchina. Ci si muove per innesti di categoria, uno su tutti è il centrocampista della Lucchese Rizzo Pinna, sul quale c'è mezza Serie C dal Benevento a Padova e Perugia. Quindi Alessandro Martina, terzino, 23enne, cresciuto proprio nel Trapani, che poi ha girovagato un po'. L'ultima maglia indossata è stata quella dell'Ancona. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.